Il sogno di poter imitare gli uccelli librandosi nel cielo è antico, nella crescita e nel progresso dell'uomo attraverso i secoli. Una volta finalmente realizzato questo sogno, passando attraverso intuizioni, esperimenti, esperienze, delusioni e infine soddisfazioni, si sono aperti nuovi orizzonti, prospettive ed emozioni, velivoli sempre più capienti e performanti. Nacque così ad Ancona, con base operativa al Lido di Venezia, la compagnia aerea Transadriatica, per opera di un giovanissimo ingegnere che si chiamava Renato Morandi. Una visione rivoluzionaria e precisa la sua, un sogno imprenditoriale divenuto invidiabile e invidiata realtà. Segnò l'avvio di rotte definite e continuative, che mettevano in collegamento città italiane ed europee. Distanze che venivano di fatto accorciate. Nasceva così l'aeronautica civile italiana. Un passo epocale, destinato a un'accelerazione e nel contempo a una rivoluzione nel modo di viaggiare. Ma non solo. Con il moltiplicarsi di rotte e aerei in servizio, sempre più persone scoprivano come fosse il mondo visto dall'alto. I suoi panorami, le caratteristiche del suolo, la natura e le tante icone ben riconoscibili dall'alto. Tutto ciò nel suo insieme, capace di sorprendere ed emozionare il viaggiatore. Oggi si vola ovunque e con mezzi più confortevoli e sicuri, ma l'emozione di volare è rimasta la stessa. Abbiamo scelto di ripercorrere la distanza che va dalla dimora storica che appartenne alla famiglia di Renato Morandi a San Pietro di Feletto al magnifico aeroporto Nicelli al Lido di Venezia, a cui la vita di Renato Morandi è strettamente legata. Decolliamo proprio da quella casa, che oggi è un relè legato al turismo, nel mezzo delle colline patrimonio UNESCO e area di produzione del Prosecco di OCG. In un attimo attraversiamo l'autostrada per Vittorio Veneto Cortina, direzione sud. Seguiamo il corso tortuoso del Piave, fiume sacro alla patria, e ci dirigiamo verso il mare che già si inizia a vedere pochi minuti dal nostro decollo. Siamo già sopra la laguna, i cui riflessi cambiano di continuo per diventare argentei. Mentre viriamo stretti per dirigerci sulle spiagge, da lì, in rapidissimo avvicinamento al nostro target, eccola, si scorge distintamente Venezia alla destra. Iniziamo la discesa. Che spettacolo meraviglioso! Venezia è lì davanti e sembra di toccarla. Pochi istanti ancora e atterriamo, parcheggiamo e spegniamo, subito avvolti da un'atmosfera magica che ci riporta indietro nel tempo tra gli anni 20 e 30. All'interno dell'aeroporto Nicelli tutto è stato architettonicamente recuperato e sembra di essere protagonisti di un film. La colazione nella sala ristorante con terrazzo al piano terra, attorno a noi quadri e arredi dell'epoca. 2 passi in centro. Le ville che si susseguono prima di arrivare all'Hotel Excelsior e l'immensa struttura dell'Hotel des Bains stanno a testimoniare i fasti di quell'epoca in cui alberghi, aeroporto, collegamenti con le motolanci in Mogano già allora costituivano un sistema formidabile ed efficiente di accoglienza e ospitalità di alto livello che attirava clientela da tutta Europa. Come non pensare di attingere da quell'esperienza e tornare a volare? Ridecolliamo
immaginando di avere a bordo passeggeri curiosi e desiderosi di fare una puntata nel Feletto e da lì visitare la zona che offre molteplici opportunità. Stavolta puntiamo su Treviso, da lì su Conegliano. Una tratta più diretta e veloce, sempre con il Piave a vista e la vista sul Montello, su alcuni castelli ben riconoscibili e poi tra i vigneti e le loro geometrie, fino alla Pieve di San Pietro e poi, abbassandoci sulla verticale della sede del municipio a Rua di Feletto, in segno di saluto e ricordo di questa mostra fotografico-documentale che è rimasta aperta al pubblico per 2 mesi nel 2023. Raccontando e ricordando questa storia importante e questo collegamento storico con il Lido di Venezia e con Venezia stessa, che oggi, dopo 100 anni, vorremmo contribuire a stimolare e a ricreare anche come collegamento in volo, in elicottero. Questa mostra ha meritoriamente e opportunamente voluto sottolineare una persona illuminata, ma ha creato anche i presupposti per una storia che continua e che da ricostruzione e rappresentazione del passato guardi al futuro, anche del nostro territorio, in un circolo virtuoso, un vortice potentissimo capace di sollevare un elicottero. Il sogno del volo è anche questo.